Massimo Follesa, coordinatore del Covepa. Recentemente c'è stato il cedimento di una sponda in provincia di Treviso, si parla dei cantieri della SPV o Superstrada Pedemontana Veneta. C'è stata una replica molto piccata della regione, la quale ha detto questi allarmismi sono insensati, tutto è sotto controllo. Voi che idea vi siete fatti a riguardo? Che finalmente la regione ci dà ragione. Ci dà ragione, il crollo si è determinato con delle inadempienze, vengono descritte benissimo da quel comunicato. Quello che però a noi risulta ancora ridicolo è che la regione si piega a fare da portavoce alla SIS, che è la concessionaria. Non chiama in causa i diretti responsabili di queste malefatte. Questa è la cosa più grave e anche ridicola che emerge, perché una mitica struttura di progetto fatta da fior di ingegneri, di avvocati dello Stato, bla bla bla, che copre le spalle a una direzione ando e a una concessionaria che non fa bene il suo lavoro. Da questo punto di vista, parlando della storia più recente, quando la Regione Veneto dirama le sue note che riguardano la Pedemontana, ormai non si firma più con nome e cognome del presidente, della giunta regionale o di qualche assessore, ma usa sempre questa dicitura impersonale, la struttura di progetto. Quindi di fatto non ci mette mai la faccia. Come mai secondo voi? Il tentativo politico, che è risibile, di Luca Zaia è di mollare la Pedemontana e quindi mette di fronte un paracadute e un respingente, una morbidente, per non essere chiamato in causa direttamente, perché si rende conto che Zaia sta rischiando il suo culo letteralmente sulla Pedemontana. E quindi i cittadini se la prendono con questa struttura di progetto come dire un ectoplasma in sostanza, no? Ed è la rappresentazione plastica di quello che sta diventando Zaia nella Pedemontana, un ectoplasma che così aleggia. Tra l'altro le inaugurazioni fino adesso gli hanno portato anche una bella sfiga, l'aspettiamo alla prossima. Recentemente si è formato un nuovo governo, sui giornali si è letto della volontà di una parte di questo governo, che adesso è formato dal PD e dal Movimento 5 Stelle, di riconsiderare alcune grandi opere. Potrebbero secondo voi esserci degli spazi per la Pedemontana? Ormai questi sono diventati troppo angusti, il governo non metterà becco rispetto a quest'opera? Cioè, se vogliono fare veramente quello che hanno detto e scritto, ci sono gli spazi per poter agire. Noi non ci stiamo illudendo che l'opera verrà cancellata, ci stiamo illudendo però che in uno dei passaggi del programma, per carità il programma ha aumentato i propri punti, però c'è un punto sostanziale che sono le infrastrutture, rispetto al quale il governo ha chiesto o ha proposto una revisione in modo tale che le infrastrutture rispettino i territori e i contesti sociali. Pedemontana è una bella palestra, che è quello che chiediamo dal 2017, la revisione del progetto. Noi ci spingiamo anche a dire che non ci scandalizziamo di dover dire dobbiamo mollare o buttare a mare i salernitano-piemontesi, cioè il concessionario SIS, perché finora è stato inadempiente, i fatti sono evidenti, ma poi anche la creazione di soluzioni di gestione che separino il tratto principale, quello della A31 A27 con quello della Valle del Lagno, sono soluzioni che vanno sperimentate. Io mi spingo anche a dire che non ci scandalizzerebbero ragionamenti su una good company e una bad company, e anche non ci scandalizzerebbero l'entrata in campo di soggetti pubblici, perché i progetti di finanza fino adesso sono finiti così. A tutt'oggi il pubblico ci sta mettendo 1 miliardo senza sgravi sulla tariffazione dei pedaggi. Questo secondo voi in qualche maniera toglierebbe dalla regione il rischio di dover in qualche modo garantire al privato quei 12-15 miliardi che dovrebbero essere in qualche modo garantiti qualora gli effetti della convenzione tra pubblico e privato fossero portati a compimento? È così? Sì, esatto.